Giuseppe Farris, nelle ultime ore c'è stato un netto passo in avanti, però mancano ancora alcuni voti per raggiungere il quorum necessario per passare al primo turno. Quali sono le sue speranze? Io dico che manca un terzo ancora dei seggi da scrutinare, quindi è un dato significativo, lui ancora di più sotto il profilo statistico, perché i seggi che mancano sono a macchia di leopardo distribuiti in tutto il territorio della provincia. Occorre ancora un po' di prudenza, in questo momento quello che sicuramente si può affermare è che la mia coalizione è nettamente avanti rispetto a quella del centro-sinistra. Il primo responso i cittadini della provincia di Cagliari l'hanno dato decretando una sonora bocciatura di questi 5 anni di immobilismo della Giunta Milia. E lei cosa ha avuto in più del suo avversario, il presidente uscente, e anche degli altri due avversari, Massidda e Palomba, che sono comunque due istituzioni della politica sarda? Credo che abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, l'abbiamo fatta stando in mezzo alla gente, abbiamo battuto palmo a palmo la provincia di Cagliari, l'abbiamo fatta ricorrendo alle opportunità che le innovazioni tecnologiche ci offrono, l'abbiamo fatta senza alimentare le polemiche, sulla base di un programma concreto, di un programma fatto non di voli pindalici ma di attività immediatamente cantierabili. L'abbiamo fatto io insieme alla mia coalizione, una coalizione straordinaria composta da candidati nei singoli collegi che hanno dimostrato di essere all'altezza della sfida. Facciamo un'ipotesi, lei non ce la fa, mancano pochi voti, si deve andare al ballottaggio, Massidda ha ottenuto un buon risultato elettorale, cercherete di riunirvi oppure con... Abbiamo già detto 10 giorni fa, in tempi non sospetti come si suol dire, che noi ci stavamo presentando agli elettori con una coalizione, quella di centrodestra che governa la regione, compatta ai nastri di partenza, a cui si è aggiunto il Partito Socialista. Ci siamo presentati sulla base di indicazioni programmatiche forti e chiare, sulla base di quelle abbiamo chiesto il voto, se si dovesse andare al ballottaggio non andremo a mercanteggiare poltrone con nessuno, richiederemo ai cittadini il voto sulla base di quelle stesse indicazioni programmatiche con la stessa coalizione con cui ci siamo presentati un mese fa.